Amici di Fanner, buonasera e benvenuti al Circolo Sport City, dove per la 13ª giornata di Lega Calcio 8 Serie A Girone Roma si affrontano Goldbet Calcio 8 e Gruppo Project Team Immobiliare. Ora Tubani ha spazio davanti a sé, va a puntare l'uomo, doppio passo, Tubani si allarga, va ad incrociare e a cogliere una clamorosa traversa e poi sulla ribattuta un giocatore del Goldbet dà il vantaggio ai suoi e una Carboni, poi da quest'altra parte sulla destra De Marco, finta un cross, poi lo effettua. Monteforte sulla ribattuta, bello il suo sinistro, al lato però. Tubani, un contrasto, Tubani in area di rigore con il sinistro, Tubani, la risposta pronta di Vassalli, ancora Galassi, si allunga leggermente la Goldbet, bella l'imbucata sulla destra per Negro che è costretto però a defilarsi, palla dietro per Torri, bella la conclusione. Sarà probabilmente Ottobrini ad andare con il destro, forse Negro con il sinistro, vediamo, 3 uomini in barriera messi da Opara, va Ottobrini, trova una deviazione, c'è forse una trattenuta, non secondo l'arbitro che lascia proseguire, allora con un fallo. C'è un fallo forse ai danni di Opara che invece non viene segnalato e allora il Gruppo Project Team Immobiliare che trova il pareggio. Garofalo perde palla pericolosamente, allora Negro salta un avversario, l'uscita tempestiva di Opara e calmi gli animi, rischia di perdere palla Ottobrini, anzi la perde, allora Tubani si invola, l'uscita provvidenziale di Vassalli con il mancino dentro per Tubani, bello l'aggancio di Tubani, si gira molto bene sul sinistro e poi la dà a Monteforte che realizza il suo secondo gol e riporta in vantaggio la Goldbet. De Marco, Dinardi, De Marco, Dinardi appena entrato firma il 3-1 per la Goldbet, una bellissima combinazione tra il numero 9 e il numero 20 ed è 3-1 per la Goldbet. Il pallone a vedere sfumata questa occasione, poi il destro a giro, fantastico il gol che riapre la partita, è il 2-3, rientra il Gruppo Project Team Immobiliare tra la Goldbet adesso. Dinardi rientra molto bene con il destro e non dura neanche un minuto il 2-3, la speranza per il Gruppo Project Team, subito il 4-2 della Goldbet. Negro, bello il numero di Negro, palla poi a sinistra, gliela restituisce il suo compagno Negro, la risposta di Opara che dice presente. Proprio in questo momento triplice fischio del direttore di gara, arriva la Goldbet Calcio 8, ha battuto per 4-2 il Gruppo Project Team Immobiliare e sale a 28 punti in classifica.